Non è positivo che il Consiglio Comunale oggi si riunisca per discutere dei conflitti di interesse del sindaco. Non è positivo, ma è necessario, perché le notizie che tutti noi abbiamo letto sono inquietanti e devono ricevere chiarimenti. Dopo l'appello della presidente Damiano e un'interruzione per problemi tecnici, è stata la consigliera PD Sambo ad aprire il consiglio comunale straordinario, iniziato con circa 2 ore di ritardo, voluto dall'opposizione per chiedere al sindaco spiegazione sui suoi presunti conflitti di interesse, emersi dall'inchiesta giornalistica pubblicata sul quotidiano Domani. Blind Trust, i Pili, la Battezzanetti, gli sponsor, i finanziamenti della campagna elettorale. Il trust è cieco o ci vede benissimo? Ha chiesto Sambo. Amareggiato perché evidenzia per la terza volta sono chiamato a dare le stesse spiegazioni, Brugnaro replica dopo settimane di silenzio. Dover difendersi per non aver fatto nulla, ma proprio nulla in termini di conflitto di interessi, di cui sono costantemente accusato, ha dell'incredibile. Vi parlo con il cuore. Non si può accettare un'opposizione così. Credo sia l'unica al mondo. Sembra ci siano persone che per stare insieme, per fare attività politica, abbiano sempre bisogno di un nemico che le unisca. Di qui l'annuncio del sindaco dopo aver chiesto ai consiglieri di unirsi per ottenere obiettivi comuni e non per screditarlo. Sono rimasto sbalordito dal vedere come un atto così importante come la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario fosse in realtà una farcitura di pezzi di articoli del giornale. Intanto, per cominciare, comunico pubblicamente a voi consiglieri e a chi ci sta ascoltando che la settimana scorsa ho dato mandato all'avvocato Andrea Pasqualin di Mestre affinché proceda ad una causa civile di risarcimento danni per la grave campagna diffamatoria del quotidiano Domani, svolta lo scorso settembre per svariati giorni. E le suggestioni rappresentate è troppo offensiva la raffigurazione della mia attività come sindaco per non affrontarla in tribunale. È la prima volta in vita mia che faccio causa a un giornale. È un momento triste per me, ma la realtà dei fatti non è stata ricercata né approfondita in alcun modo negli articoli del quotidiano. Saranno presentate pubblicamente in tribunale le risposte al giornale. Davanti a un giudice, l'avvocato sta quantificando nel dettaglio la richiesta danni, che sarà sicuramente ingente. Risarcimento che, continua Brugnaro, sarà destinato a iniziative per le nuove generazioni. Altro comportamento invece dovrò tenere verso chi è andato oltre. Ci sono persone che mi stanno diffamando. Il sindaco poi ha iniziato a rispondere punto per punto alle domande delle opposizioni, in primis la questione del blind trust. Ho creato il mio blind trust alla fine del 2017. Insisto, senza essere obbligato. Al momento sono l'unico politico italiano a aver realizzato una cosa del genere. È un fatto incontrovertibile che dimostrerò con gli atti dovuti in tribunale che io oggi sia privo della proprietà delle società che ho creato e ho costituito in una vita di lavoro.